Bella raga, c'è tutto il commentone veneziano, ragazzi, cambio di look pauroso di veneziano, tatuaggi, incazzato nero come avete consigliato voi, io ragazzi ascolto le vostre, cazzo ho fatto, ascolto le vostre esigenze, volevate un comendone bello cattivo e il comendone è bello cattivo, boh, e... vediamo, non ho detto niente, oh non ho detto niente, vediamo se abbiamo un match contro Tyson Kidd, andiamo sul leggero, dobbiamo fare entrata yes perché devo fare la nuova foto. Come da veneziano versus Tyson Kidd ed è il debutto con il nuovo vestito comendiano, ragazzi. Il Comenda si è fatto in tempo di record 2600 tatuaggi nel braccio destro, sinistro, sulla schiena, dappertutto, ragazzi, dappertutto. Adesso devo fare le foto che le faccio con il mio bel recentral dell'Aver Media. La tenere fatta brutto porco. Dai, porco, dai, ok. E dentro il comodone siamo a Pensacola. Eccoci qua, raga, eccoci qua. Vai, Kume, vai. Il grande Kume veneziano. Eccola qua, la leggenda. Mena, Milan, Italy. Vediamo se c'è un'altra magari visuale, troppo lontano. Provo a vedere un po' tutto. Ne faccio un po' e poi vediamo quella migliore. Eccoci qua. Guardatelo bello, fiero. Perfetto. Guardatelo come si pavoneggia. Avete visto anche il coso dietro. Ok. Il tuo amico partecipa a un party. Luke 53 Castro. Ciao Castro. Vai. No. Abbiamo 80 ragazzi di abilità. Siamo veramente forti. Il Kume subito parte alla grande, ragazzi. Parte alla grande il Kume. Il Kume incazzato. Incazzato, vuole subito massacrare Tyson Kidd. Questo è il primo match con questo look. Quindi volevo farlo anche se purtroppo insomma, l'avversario secondo me non è tanto difficile da superare. Oh, Kumendon. Ah, vai che gli spacchiamo la testa. Ah, questo porco. Eccola, Tyson Kidd si sveglia. Tyson Kidd si sveglia, ancora Tyson. Il Kume riesce a ribaltarsi. Non c'è niente da fare, ragazzi. Ancora sto massacrando la testa di questo porco. La sto massacrando, ormai il Kume è pronto per andare a SmackDown, ragazzi, datemi SmackDown. Voglio SmackDown. Senza neanche stancarsi, il veneziano è pronto. Vediamo. Attenzione. Archeio. E il Kume si prepara, ragazzi, il Kume si prepara. Attenzione, l'F5 Kumendiana. Bye bye. Ragazzi, il Kume qua ha fatto uno show. Schienamento potente. 1, 2, 3. Is over. Grandissimo Kume. Il Kume ha realmente massacrato chiunque. Il Kume ha massacrato tutti, ragazzi. Qua andare a SmackDown. Qua c'è solo una cosa da fare, andare a SmackDown. Ormai il veneziano è veramente forte. Ok, grandioso. Perfetto. Va bene, ancora un cazzo. E niente, siamo molto verso, vediamo la barra com'è. Vediamo com'è il barrone. Muoviti magari porco. Ok, adesso faccio un match senza registrarlo e poi faccio l'ultimo secondo me prima di SmackDown. Ragazzi, dopo quello che è successo, guardate un po' come da veneziano Baron Blade in singolo con manager, rivalità tra il mio nemico, diciamo tra il mio avversario della carriera e
William Regal che spacca abbastanza i maroni. Che due coglioni. Eccolo, ecco veneziano. Finalmente qualche immagine così. Attenzione ancora. Vaffanculo, Regal. Vaffanculo. Guarda che bello stronzo, guarda. Proprio ridicolo quest'uomo, ridicolo sei. Veneziano ha problemi. Adesso vado, forse probabilmente vado nel match già distrutto. Ah, che mezzucci barbari. Che mezzucci barbari. Mezzucci proprio da bambini. Dai, Kume. Infatti io sono già rosso. Adesso sto qua, lo massacro come niente. William Regal ha poco da rompere i maroni. Adesso lo massacro io. Se penserà ancora in robe scriptate. Oh, la WWE comincia a prendere veramente. La carriera comincia a prendere adesso una fase molto più emozionante. Beh, lui poretto, cioè questo qua è proprio una pippa di proporzioni bibliche perché vuole andare lui a SmackDown probabilmente, no? E invece ci vado io, stronzo. Figlio di puttana. Merda. Coglione. Pippa. Obesoide, figlio di puttana. Adesso io spammo contro di te perché non meriti niente, non meriti. Non meriti niente, lo faccio volare anche via. E ciao, coglionazzo, ciao. Ecco. E Spinebuster come mi guarda William Regal, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Sono io la stella, tu sei solo una pippa, Blade. Ciao Blade, ciao Blade. Pedigree del Kume, pedigree del Kume. Ole! E anche il Kume è stanco perché quello che gli ha fatto Regal nello spogliatoio è vergognoso, eh. Schienamento. 1. Silenzio, Regal. Silenzio, Regal. Silenzio. Il Kume. È la legge del Kume, fiori. La legge del più forte. E il Kume vince. Attenzione, William Regal dietro. Ancora. No, questa volta veneziano non si fa scappare l'occasione di ammazzare anche Regal. Ciao, ciao, signori. Kume da veneziano. La nuova stella della WWE, della World Wrestling Entertainment. Con queste immagini proprio in un inglese perfetto, fiori. Speriamo di avere l'occasione di andare a SmackDown, cazzo. La sto aspettando l'occasione di andare a SmackDown per entrare veramente in un palinsesto con i controcoglioni. Grandioso. Siamo a SmackDown. Yuhu! Siamo a SmackDown, siamo a SmackDown. E adesso, ragazzi, l'obiettivo sono le cinture grosse, la Intercontinental e la penso la World Heavyweight Championship, cioè la campioni del mondo. Ok, infatti Raw è l'ultima cosa. Buono raga, nel prossimo video ci divertiremo un mondo. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!